Barbara, lavoro in Hamburger Recycling Italia da 2 anni. Mi occupo di monitorare le scadenze delle fatture attive e di sollecitare gli eventuali ritardi. Dopo un periodo di discontinuità lavorativa ero alla ricerca di un inserimento mirato nel mondo del lavoro e questa è stata un'opportunità. Ho sostenuto un primo colloquio con il Centro per l'Impiego che poi si è attivato subito per la mia presentazione in azienda, realtà conosciuta lavorativamente e che ho apprezzato anche successivamente dopo l'assunzione. Questo lavoro mi ha gratificato e mi ha permesso di accrescere ulteriormente le mie competenze che avevo acquisito nei precedenti lavori. Barbara è arrivata dopo la nostra richiesta al Centro dell'Impiego perché avevamo capito che poteva fare a caso nostro. Il gruppo Prinzor, di cui Hamburger Recycling fa parte, è impegnato nella protezione dell'ambiente e crede nella centralità delle persone che operano all'interno del proprio team. Per questo Hamburger Recycling Italia investe in progetti a sostegno del territorio e delle persone che ci vivono, promuovendo la formazione e le attività di integrazione di personale anche tramite il collocamento mirato. Barbara è stata presa in carico dal servizio del Centro per l'Impiego nel 2022, da cui è seguita poi una profilazione professionale che ha evidenziato le sue competenze e capacità e la sua necessità di avere un lavoro part-time e che non comportasse un eccessivo sforzo fisico. Il Centro per l'Impiego, tra le tante attività, si occupa del servizio di collocamento mirato. Mirato perché in primis si vuole far fronte a quella che è un'esigenza della persona con disabilità, ovvero quella di occuparsi in un contesto che sia rispettoso della propria specifica condizione di salute. Dall'altra parte abbiamo l'azienda che deve far fronte a un obbligo normativo e quindi deve essere resa consapevole ed informata di quelli che sono gli strumenti per regolarizzarsi, inserendo una o più risorse a seconda della struttura e garantendo poi anche quello che è un valore aggiunto alla realtà stessa. Abbiamo contatti continuativi con Cristina del Centro per l'Impiego di Valdagno che ci sta supportando nell'inserimento anche delle nuove risorse che abbiamo in programma. Siamo contenti di avere questa collaborazione così proficua con il Centro per l'Impiego e speriamo che porti all'inserimento efficace di nuove risorse nei prossimi mesi.